Bentornati, siamo in semifinale di questa quinta edizione di The Best Sandwich, il ritorno al territorio, e oggi c'è il ritorno di un prodotto davvero molto legato al nostro territorio e probabilmente fa anche un po' strano vederlo all'interno di un panino, ma lo vedremo e i nostri giudici lo assaggeranno all'interno del panino partendo dalla nostra presidente Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, bentrovati. Ebbene, questa sera abbiamo la brovada. La brovada è uno dei piatti bandiera del Friuli Venezia Giulia, prodotta dalle rape che vengono fatte fermentare sotto le vinacce di vino rosso, poi vengono grattugiate, cotte con una foglia di alloro, no? Cosa ne sì, sì. Annuisce Federico Mariuti, che è un appassionato di brovada, possiamo dire. È uno dei miei ingredienti preferiti, quindi non potevi mancare. Non potevo mancare oggi qui, quindi assolutamente. Tu non hai mangiato tutto il giorno proprio per mangiare tutti i panini? Ho la pancia completamente libera per abbuffarmi di brovada. Chissà se invece Jenny D'Andrea, food blogger di Jenny Food Lovers, benvenuta. Buonasera a voi e bentrovati ai signori giudici, ma soprattutto l'augurio grande va ai ragazzi che si sfideranno quest'oggi alle semifinali. Sono curiosissima di assaggiare le loro proposte. Ma la brovada ti piace? Assolutamente, e soprattutto sono curiosa di vedere questi abbinamenti, queste proposte innovative che i ragazzi daranno. E sicuramente piacerà la brovada. Andrea Buzzai, organizzatore di diversi eventi, tra i quali #Pordenone in cucina, dove la brovada ci sarà. La brovada ci sarà sicuramente in questo periodo qua, nei vari post, nelle varie ricette che gli utenti vorranno postare per il periodo natalizio fino all'Epifania, insomma il suo periodo culmine. Bene, quindi sei pronto anche tu ad assaggiare? Siamo pronti. E a giudicare tutti i panini, ma prima andiamo a vedere come si sono preparati i nostri concorrenti nel coaching. Annalisa e Elena Soldi li hanno preparati, giusto? Certo, li abbiamo preparati, li abbiamo proprio caricati e adesso loro sono pronti a sfidarsi in questa semifinale. Vediamo il coaching. Buongiorno, ben arrivati, bentornati al Pala Gourmet e siamo arrivati alla semifinale. Ciò significa che uno di voi quattro, indipendentemente come vada oggi, ma uno di voi quattro sarà il vincitore. Siete pronti? Allora, facciamoci conoscere in questo territorio. Va bene parlare del panino, ma parlate tanto di voi. C'è proprio un consiglio che vi do, Perché non raccontate la vostra storia? Le creazioni che voi farete oggi, le creazioni che avete fatto le volte scorse, andranno nei vostri menu, giusto? Bene, allora, ma perché non raccontate invece la storia vostra in qualità di chef? Ok, raccontate, ok, la storia un po' del vostro locale. Ed ora siamo pronti per conoscere i concorrenti. Partiamo dal primo, che è Matteo Bianchin. Vediamolo nella presentazione. Buonasera a tutti, sono Bianchin Matteo, lavoro al Bloom di Treviso, questo locale di impronta internazionale dove però ci divertiamo a inserire dei prodotti autoctoni, come ho già detto, all'interno dei nostri menù. Siamo qui in semifinale, speriamo sicuramente vinca il migliore, vincano i migliori perché passiamo in due e basta, speriamo di emozionare tutti quanti, anche voi da casa, con i nostri sandwich. Vieni Matteo, pronto con il cestello del pane. Buonasera. Bentornato in semifinale. Grazie. Con l'inverno è alle porte. Questo è il nome del panino, giusto? Sì, l'inverno è alle porte, perché appunto abbiamo tutti ingredienti invernali e il fiore d'inverno, che è il radicchio rosso tardivo di Treviso. Buono.
Buono, ma non solo, intanto tu inizia a preparare il panino, 10 minuti partono adesso. Sai che non possiamo sgarrare, quindi ne devi fare 5 oggi perché sono 4 i giudici, Certo. però devi riuscire a gestire le tempistiche e soprattutto valorizzare la brovada. Sì. Allora iniziamo con un pane fatto in casa ed è un pane alla senape antica, pane pietra o pansasso, qual dir si voglia, perché è un pane con una grande lievitazione, però del tutto naturale. Quindi 24 ore di lievitazione con un lievito madre fermentato naturalmente. Poi tu la brovada come la proponi? Io la brovada la propongo in questo panino in 2 soluzioni. Ok. Allora, ecco. Allora, la brovada la propongo in 2 soluzioni, stavo dicendo, la prima classica, un po' inacidita, quindi abbiamo inacidito leggermente la brovada e poi abbiamo fatto una purea di brovada un po' più piccante, è un'emulsione un po' piccante. Poi l'anguilla in umido anche. Anguilla in umido, che è un classico nostro. Noi qui abbiamo usato il capitone, che è un'anguilla femmina, sempre da 1 kg, 1,2 kg l'una, che è un'anguilla quindi un po' più grassa, che si abbina molto bene alla brovada, e iniziamo ad andare a scaldare. Allora, brovada e pesce, ragazzi. Brovada e Tanto pesce. partiamo da questo tipo di Sai, accostamento. diciamo che l'accostamento è forte, ma l'anguilla è anche un pesce anomalo. Non è proprio esattamente, no, un Sì, branzinetto o un'oratina, No. è un pesce che ha molto carattere, pertanto si scontrerà con la brovada che ne ha altrettanto, direi. Questa è un'anguilla che abbiamo fatto appunto in umido, a un'ora abbondante di cottura, non troppo perché mi serviva un'anguilla che restasse un po' sotto il dente, no? Che perché poi l'abbiamo appunto sfilacciata, spezzettata, in modo da riuscire a metterla meglio all'interno del panino. Senti, oggi entriamo un po' nel personale dei nostri concorrenti e quindi vogliamo anche capire se ci sono dei ricordi, se ci sono anche la tua esperienza personale qui a The Best Sandwich, se la brovada è un qualcosa che ti ricorda La brovada è un ingrediente nuovo per me. nuovo. È un ingrediente nuovo, una gran bella scoperta, perché abbiamo visto che si abbina benissimo con un pesce che, questo è un pesce delle feste in famiglia, no? Quindi ricorda tantissimo le feste tradizionali natalizie, in famiglia, le domeniche, il Natale stesso, il Capodanno. E la brovada abbiamo visto appunto che si Anche la abbina brovada, molto bene. Natale, brovada e musetto. Brovada e musetto è uno dei un grande classici, no? classico, un grande classico. Qui stiamo scaldando l'olio dove andiamo a scottare leggermente con giusto sale, pepe e olio il nostro radicchio. Quindi questi gli ingredienti scelti. Allora, un giro veloce con i nostri giudici. Federico, intanto la scelta di questi abbinamenti ti attira? È molto divertente, mi attira perché c'è quella nota leggermente amara del radicchio di Treviso e seppure non è il nostro fiore d'inverno, perché il nostro ad oggi potrebbe essere la rosa di Gorizia, Ah, ma che buona, in Friuli Venezia è Giulia vero. ci mancherebbe, però assolutamente ingrediente principe del nostro territorio. E quindi la nota amara con la grassetta, come si dice, il corpo dell'anguilla, che a me piace moltissimo, in umido, e la brovata secondo me viene fuori una cosa parecchio divertente e intrigante. Noi abbiamo provato un azzardo. La brovada la servo a temperatura ambiente. Ah, l'unico ingrediente a Sì, temperatura ambiente. So che è un azzardo perché andrebbe molto calda, ma la voglio servire a temperatura ambiente perché va a fare un gioco di temperature all'interno della bocca con l'anguilla che, essendo grassa, molto calda, e il nostro radicchio che lo lascio comunque un po' croccantino, un po' scrocchierello, no?
Jenny, ti piace questa idea? Sì, allora diciamo che Matteo, la cosa che mi ha colpito subito è questo uscire un po' dagli schemi, no? Quindi sei molto innovativo, penso che anche il tuo locale, insomma, riporti questo format innovativo e creativo, perché comunque l'abbinamento è inusuale, molto interessante proprio per questo. Ecco, noi siamo abituati come friulani ovviamente a un abbinamento Brovada e Musetto, quindi vedere questa proposta la trovo molto particolare, molto interessante, ho piacere di assaggiarla. Ma ti intriga a mangiarla? Assolutamente Sì. curiosa, proprio perché è un abbinamento che non ho provato e quindi mi interessa sapere come viene. Beh, bene. Complimenti. La donna l'hai conquistata, È il nostro l'uomo, obiettivo, il quarto perché- uomo qui. Diciamo Cioè, secondo uomo in che giuria. la brovada a temperatura ambiente me l'aspettavo perché non l'avrei vista a una calda. Ecco, diciamo, quando hai detto qualcosa che mi aspettavo. Cioè, diciamo, Bene, bene. bene. Bene perché vuol dire Bene, che... ma vediamo dopo quando la mangi. Sì, beh, certo, ma bene perché vediamo che iniziamo Comunque, sì, un bel abbinamento a comprendere un po' forte e la nostra importante. ideologia di sandwich. Senti, raccontami un po' chi ha provato questo panino, se a casa l'avete provato nel locale. Questo panino tu. l'abbiamo provato tutti. In locale, a casa, Sì, ma ovunque. ci sarà una persona che hai detto, Sì. lei voglio che la provi e lei deve dirmi Quando sì o la mia ragazza Martina dice ok, per me è ok. no? Ok, sempre però, è non ok. solo nel panino. Per me è Sempre. ok perché è una persona che mi aiuta tantissimo a livello costruttivo e a livello soprattutto emozionale. A me piace chiamarla la mia musa ispiratrice, no? Ah, Perché- pensavo il mio musetto, sì, No. visto che ce l'ha provata, meno male la musa ispiratrice. No, ok. La tua musa ispiratrice, quindi ti ha ispirato per la creazione di questo panino? sì, sì. Vedi le donne, il potere delle donne, eh? Mi ha dato delle belle idee che poi... È E mi pre- è riempie di presente belle qui, idee. È presente qui a Pordenone oggi o no? No, È a perché casa. è a Quindi ti lavoro, seguirà. lei mi seguirà esattamente. E quindi, boh, E quindi hai Speriamo 2 di non minuti, deluderla, Non la ecco. deluderai mai. 2 minuti e 52, come siamo con le siamo? tempistiche? Sai Allora. che devi farne 5, vero? Sì. Ok. Allora, qui non ci dimentichiamo l'ultimo. Allora iniziamo con una leggera spennellata quasi di questo purè un po' piccante, no, di brovada. Andiamo a mettere la L'anguilla. nostra anguilla. Qui hai scelto pochi ingredienti, però che possono Secondo me ottenere questi un pochi equilibrio. ingredienti hanno reso il Sì. panino molto godurioso, no? È molto Pochi ma. grasso quasi, Sì. però è un grasso piacevole, quel grasso che quando Eh. si morde ti inonda il palato di gusti e di sapori. E quindi speriamo piaccia anche ai giudici questo abbinamento. E quindi andiamo appunto con anguilla in umido. Senti, lo proporresti questo panino? Sì. Cioè, è già scelto? Secondo me sì, è un panino, vabbè, per scaramanzia non è ancora proposto, però dopo la trasmissione... dopo la trasmissione è un panino che secondo me può essere proposto, Sì, a logicamente vederlo sì, un bel con panino. delle 1 tempistiche minuto e mezzo, caro, ben precise. No, ci stiamo. Brovada fredda Qua mettiamo la brovada e fredda, sopra mettere il radicchio, allora. sopra mettiamo il radicchio, E dopo cos'è lì anche? è una- un'emulsione del fondo di cottura dell'anguilla, Ah, che mi aiuta un po' come una maionese, no? sì. 1 minuto e 13. Ci stiamo, mettiamo la nostra L'importante brovada. è chiudere sui 10 minuti. Eh sì, perché abbiamo la penalità adesso, no? Quindi Abbiamo la penalità. ogni 30 secondi ci sono 5 punti che vengono scalati dal montepremi e non sono pochi.
È proprio invernale anche come colori. Sì, questo come panino. colore molto invernale. Ha una palette inverno, cosa dici? Sì, io invece sono Cosa autunno. dici Jenny? Ha una palette inverno? E io sai che sono sempre molto attratta dalla cromaticità, Sì, e quindi sì, quando sì. vedo rosso mi viene subito in mente il Natale, quindi siamo proprio rimasti a tema Perfetti. nella 31 ricetta e nella secondi. cromaticità. Qua di questa emulsione ne mettiamo poca perché Ok. è molto oleosa, quindi poi andrebbe 23, 20. Vai veloce Matteo, Vai veloce. non interromperti. Concentrati, so che ti ho chiesto della tua ragazza, eccetera, quindi puoi aver perso tempo lì. Ci Non sta, emozionarti. perché gli uomini insomma, Chiuso. perdono le staffe. 6 secondi giusto per impiattare, però insomma il panino è terminato, quindi siamo nei tempi. Sì. Quindi puoi servire il panino ai giudici. Via. Il tuo inverno alle porte. Il primo panino alla brovada l'abbiamo visto, i nostri giudici l'hanno assaggiato, ma andiamo invece a conoscere il secondo concorrente. Ciao, sono Rudy Tramontini del Caffè Municipio di Roveredo in Piano, siamo qua in semifinale. Sono felicissimo di questa situazione, non è stato facile arrivare fino adesso perché ci sono dei bravissimi colleghi, però il migliore andrà in finale e io spero di esserci. Insomma. E lui torna con le bruade, i soporcit, Rudy Tramontin. Rudy, le Buonasera. bruade e i soporcit è il nome del panino, mica il tuo soprannome. No. Beh, ogni tanto mi chiamano anche Purcette, mi chiamano. Immaginavo, guarda. Buonasera Rudy. Bentornato. Allora, Allora, cosa abbiamo fatto qua? cosa hai preparato per Allora, oggi? innanzitutto parto da una ricetta, diciamo, interamente dedicata al mio Friuli, Bravo. che le nostre fattorie, da cui la mia famiglia, diciamo, è presente, insomma. La zia mi ha custodito la ricetta della brovada, che saluto, la mia zia Amalia, e ieri sono stato tutto il giorno con lei e la mia ragazza a cucinare la brovada Dai, che carino. su una stufa di quelle a legna, Ah, quindi Su lo uno spoler, spolert? lo spoler. sul fogare. Tra una birra e l'altra, comunque, sempre quello è il discorso. E senti, ma che pane hai scelto che qui non ce l'ho tra gli sì. ingredienti, scusami? E il pane che ho scelto è un pane di segala, Ah. che fa mio fratello. Bene, tutto in famiglia? Sì, tutto in famiglia. Allora, la brovada, intanto spalmo del burro, diciamo, sul pane qua, perché bisogna dare un piccolo tocco. Devo mettere la mela dentro. La mela, infatti dovresti raccontarci anche un po' gli ingredienti, no? Perché abbiamo visto. Io ho preparato una mela fresca, rossa, Ok, e la lascio un attimo in forno. in forno, intanto che preparo la base. Poi diciamo, del burro, olio, alloro, sale spezie, guanciale, sottogola. Giusto? Sì, il sottogolo l'abbiamo messo nella brovada quando facciamo la Ok, brovada. poi la mela, brodo di gallina, spezie, guancetti Sì. di maiale, patate, rosmarino, panna da cucina, fagioli, creme fresco, sale, pepe, zucchero, mela rossa, insomma, tanti ingredienti. Sì. Però in particolare ci tengo a esaltare la nostra brovada di famiglia perché c'è un procedimento molto lungo e semplice, perché sai, dalle vinacce viene fuori questo prodotto della terra. Ma Rudy, ma la ricetta di tua zia Amalia è tipo il segreto della Coca-Cola o possiamo saperlo anche noi? No, sì, è semplicissimo. Sì.
Lei mi ha insegnato a mettere il guanciale sotto gola e per di più una mela all'interno della cottura. Una mela a pezzetti? No, una mela intera. Ah. All'interno c'è l'alloro, il sale e il pepe, è semplice. Dopo c'è il brodo di gallina, rigorosamente fatto con la gallina, e praticamente ci mettiamo. Rudy, posso? Dimmi. Rudy, posso chiederti una cosa riguardo alla brovada? Sì. Tutto il segreto è nella cottura della brovada oppure a casa tua di famiglia fate anche la macerazione delle rape? No, una volta la faceva mia nonna quando c'era. Ok, quindi diciamo che questa comunque di base è una brovada che hai Una acquistato. brovada, sì, ok. però la cottura, l'importanza della cottura e il brodo è importante anche. Certo. Jenny, volevi chiedere qualcosa? Sì, volevo chiedere a Rudy. Il brodo deve essere freschissimo. Rudy, visto Gli che... animali di cortile, che sono Rudy, Rudy, Aspetta che c'è Jenny 1, che 2, ti vuole 3. fare una domanda. Allora Rudy, siccome vedo che sei un grandissimo rispettoso delle tradizioni e questo a me piace molto, perché nella tradizione ci sono i segreti, come hai detto tu, che vanno sempre mantenuti, possibilmente tramandati di generazione in generazione. Domanda, tu parlavi della mela, cosa molto interessante. Questa mela quindi ti va a togliere, immagino, l'acidità, come si diceva sulla brovada, ma la domanda che ti faccio, c'è un tipo di mela particolare che secondo te è più congeniale? Sì, la mela rossa. Rossa, quindi se noi ne utilizziamo un'altra, diciamo, non ci dà la stessa prestazione. Altre, dipende sempre, cerchiamo sempre in Valcellina, mi hanno detto di mettere la mela rossa. Quindi perché- teniamo da parte mela rossa per tutto l'inverno per farci la ma poi brovada. la mela Natale. c'ha tante proprietà, intanto levo un medico di torno al mattino perché se la mangio ogni mattina. Dopo Senti, pulito. intanto tu continui, hai Sì. già inserito la mela sopra Sì. lo strato Adesso di gli diamo burro. una scaldata al panino. Ok. E quindi questo panino è molto legato alla tua famiglia, possiamo dirlo, Certo, Rudy? certo, sì. Sono un po' emozionato questa settimana perché anche è venuto a mancare il mio papà, insomma, dico, e allora insomma, ci tengo Forza, tanto. Rudy. Forza, noi Forza. siamo con te e soprattutto lui è qui con te, quindi pensa così. Forza Rudy, volevo chiederti, se vengo a Roveredo, riuscirò a mangiare questo panino? Cioè, riesci a metterlo in linea? Ma in particolari serate lo posso fare tipo, Sì. fare una bella festa, diciamo, con gli amici, diciamo, la brovada, tipo sta settimana qua, con le brovate che ho provato io, facevo il musettino, il Ah, musetto. buono, sì, come piatto da proporre. La scorsa settimana musetti ne ho comprati una carovana, insomma, devo pure mangiarli, insomma. Assolutamente. Perché Rudy ha partecipato ai quarti di Sì. finale quando l'ingrediente era appunto il Il musetto. musetto. Sì, E ha fatto tanti esperimenti. E beh. quindi ne avevi di brovada e di musetto. Te lo chiedevo più che altro per la lavorazione, cioè per la cottura della brovada che hai fatto, una lunga cottura, e Allora, quindi questa è la gallina. e anche col brodo se dopo riuscivi comunque a Questo è il metterlo nostro in linea. guanciale. Ce la fa, non preoccuparti. Lui ce la fa. Anche perché fa un po' di tutto nel suo locale, anche dei campionati mondiali tutti suoi, no? Ah sì, Eh. infatti ho detto ogni 4 anni io faccio diciamo un concorso lì all'interno del mio locale dove metto in palio 10 kg di porchetta a chi indovina le 10 4 chili. finaliste. E 4 finaliste dei campionati mondiali di calcio. Quindi se vuoi partecipare, Andrea, puoi farlo, Vai nel Penso tuo di locale. essere Fuori concorso. sì, perché ormai siamo già agli ottavi. Vabbè, ma Poi ma chiaramente dopo l'intento è sempre di fare una bella festa, insomma. Quindi, tu vai che non c'è problema. Adesso tu praticamente, spiega quello che fai. allora Stai praticamente io ho preso tagliuzzando. la guancialetta fresca Sì. e Tanto metti la brovada sopra la mela. sì, E la guancialetta l'hai tagliata a pezzettini e la Sì. proponi sopra? è un bollito praticamente. Sì. Quindi è quella che proponi come proteina? Sì. Ok. Intanto confabulano i giudici proprio perché siamo in semifinale e bisogna essere molto attenti. Certo. Anche
alle preparazioni del panino. Anzi, siamo a 3 minuti, caro Rudy, Sì, ma ci siamo quasi, adesso siamo Sì? nella fase finale. Sì. Allora, guarda come tagliuzza facilmente. Sì, no, ma io ho guardato impressionata prima come ha preso in mano dall'acqua bollente la carne. Non credo che sia per lui. Ho capito, facciamo io e te, Lui andiamo fa via con i anche il mocherini. bagno, lui fa anche il bagno. Che show, eh! Uno showman. È uno show cooking. I turchi hanno loro. Cos'hanno i turchi? I turchi hanno quello che butta il sale, come si chiama? Ah! Beh, è simpatico. Dai. Rudy è simpatico, è divertente, proprio nel suo locale immagino che i clienti vadano lì anche proprio per divertirsi, oltre che per mangiare e bere, giusto Rudy? Certo. Certo, mancano 2 minuti e 15, non si deve sconcentrare, ma è quasi finito, possiamo dire? Sì, sono addirittura da Devi dire. mettere ancora mele o basta? No, basta mela. Basta, solo uno strato. Adesso sono curiosa di vedere i giudici come mangeranno il tuo panino perché è godurioso, no? Certo. Adesso manca il crème. Questo è il crème e poi è finito. Comunque ha fatto un classico, dai. 1 minuto Nel e senso 49, che Ma sarebbe Bruade e Musette, però lui invece ci ha messo le guancette. Guarda i guancetti. Beh, è friulano, è un guancette. panino friulano. È un panino della tradizione. Molto tradizione, anche l'utilizzo del raffano, sì, del crème, è molto molto nostro. Vuoi una musichetta di sottofondo per fare un Ci balletto? vorrebbe. Questa qua, Questa andiamo cos'è? in Carnia. Sì. Mi hanno insegnato a fare questa splendida emulsione, diciamo, di fagioli, tutti i fagioli. L'ho fatto sempre con il brodo della nostra amica gallina qua. E praticamente ho fatto il soffrittino con l'alloro, con tutto quello che ci va dietro, insomma. Ah, ci metti ancora un tic di Sì, brodo. un tic. Ah, lì, giusto Come un tic. accadesi un tic. Un tic. Oppure un ninin. La scala dei valori friulana, no? Un tic, un alc. Ci siamo. Perché dopo sì. hai cambiato idea, vuole mettere ancora un pochino. Hai messo la crema, la spalmata dappertutto, no? Vedi che devo dirti io quello che devi Adesso fare. non ho tempo. Vedo che è bello generoso Rudy nel suo panino. Sì, sì, sì. Manca ancora uno, sì. Rudy ci tiene che noi mangiamo Dai, bene. no, ma ci siamo, 24 secondi e hai terminato, a meno che tu non debba fare impiattamenti strani. Ok. Che tipo di fagioli hai usato, Rudy? Scusami, non te l'ho chiesto fagioli prima. Borlotti. Borlotti, grazie. Ok, 5 secondi, devi aggiungere altro? Sì, devo mettere il minestrone. Un minestrone. Sì, Ah, un minestrone nel... vabbè, dai. perché come tradizione Il friulana, brodino. il brodino per lavare e per Perché sgrassa. sgrassare. E quindi tu lo proponi nel panino proprio perché poi loro dopo il panino consigli di berlo? Poi come sempre Il l'amore per cuore. il nostro lavoro con la nostra firma del cuoricino. Ecco, Che carino. bene. È sempre anche romantico nel finale. Eccolo qua. Grazie Rudy. Ed ora il terzo panino, terzo concorrente, andiamo subito a conoscerlo nella clip. Ciao, Andrea Natali, Odio il brodo. Semifinale, 4 partecipanti, restano 2, tutti e 4 tosti. Ingrediente tosto.
Vediamo chi passa. Ciao. I nostri giudici saranno pronti a giudicare la lingua sbrovada e di Andrea Natali. Lingua sbrovada. Ciao, buonasera. Bentornato. A voi. Buonasera, Allora, ciao. Naturalmente la brovada non manca, 10 Brovada minuti non di manca. tempo, ma tu proponi un pane particolare, pane Cioclò. cioccolò con Il pane è un... con farina di brovada. Ma certo, ah. Ma sì, Perché no? Che discorsi? Aspetta che metto giù. Allora, Questo? il cioclò è un mais bianco peruviano che si usa per fare le classiche tostada o tortillas per i tacos. Buoni? Mangiati parecchi ultimamente. Sì. Sì. Nell'impasto del mio pane ho usato una farina 00 classica. Ho cucinato il nostro mais cioclò 12 minuti a 60 gradi e l'ho frullato aggiungendoci una brovada essiccata e fatta a farina. Quindi ho fatto la brovada, l'ho essiccata per 8 ore e ci ho fatto una farina e aggiunta. Difatti quando viene scaldato il pane viene sul il profumo ma non il gusto, quindi non è la dolcezza anche del mais. Perché ho usato il mais? Perché il mais è un ingrediente che si usa molto in Friuli. Ora volevo mettere questa mia unione di ingredienti con la passione che ho per il Friuli. Scusate il naso ma sarà raffreddato. E lì invece cosa c'era? Qua c'è una paella. La paella è una classica salsa veronese a base di midollo, pane raffermo grattugiato, sale, pepe e brodo. Ho usato lo stesso brodo che ho usato poi per il nostro ingrediente. Tu che odi il brodo ce l'hai oggi? Vabbè, comunque quando si tratta di cucina si cucina tutto. Tutto, che bella. Anche la pentola, Annalisa, se non sai cosa regalarmi, questa è una pentola da regalare. Sì, infatti io ne ho. Ne hai, sì? Vuoi che no? Bella! Ma dentro sta pentola cosa c'è? C'è una lingua di vitello cotta in un brodo di caffè, zenzero e altre, sì. Ma falla vedere sta lingua. Ma si può? Ah sì, perché no? Una lingua. Bellissima. Spettacolo. Però... Che spettacolo. Hai Bravo, chiesto Andrea. tu di vederla, Sì, no, ero curiosa. Va bene, dai, adesso cosa Poi ho facciamo? fatto- E questa non è una lasagnetta, come sembrerebbe? Sì, questa ho fatto un tortino di patate ricoperto con fecola di patate ripieno di brovada. La brovada l'ho fatta io, ho fermentato con una pentola a vapore cinese dove si usa per fare la classica vaporiera. Ho fermentato per 1 settimana e mezza, quindi non troppo, le rape grattugiate e anche rape tagliate con la mandolina a dischi. Ho fatto un tortino per renderla gustosa, saporita ma non forte e acida. Da mangiare così. E vicino ci ho fatto un chutney di lenticchie e polpa d'arancia. 7 minuti ce la facciamo? Sì, perché no? Boh, vai. Ci proviamo, se no... pace. Anche perché sta lingua come la metti? Dove la tagli? Non La mi fa, tagli a pezzettini. non mi fa rispondere, va? Andrea, visto che anche tu ci stai stupendo con la produzione del pane, Sì. mi sono persa solo una cosa, volevo chiederti una specifica, visto che stai utilizzando il mais peruviano, veramente un ingrediente molto particolare, Sì. poco diffuso in Europa, Sì, non quindi si usa per niente. molto ricercato. Ma tu abbini quindi anche della farina 00 in Ho questa... abbinato tutti e due, sì. Ah, ok, no, era per sapere perché Perché magari... se no non tiene la lievitazione, non riesce ha bisogno del glutine, altrimenti diventa... Ecco, era lì che volevo arrivare, volevo Sì. capire appunto se poteva Avrei potuto essere... usare una farina 1 con Sì. un altro tipo di lievito, ma lo volevo tenere morbido perché ha tutto un... Non c'è possibilità il quindi di perché, poterlo rendere questo tipo di pane anche adatto per esempio a degli intolleranti? Sì, perché no? Beh, basta usare queste farine nuove Benissimo. senza glutine e fai tutto, sì. Benissimo, quindi puoi fare anche quello, È ottimo. un'ottima proposta. Quindi, Grazie, Jenny, grazie. questa. Ecco. Eccola là. Vai Andrea. Lingua fu. Diciamo, sono rimasto colpito da un Triestin, detto così, che prende la pearà veronese, la brovada friulana e fa questo mix di sapori. Sono veramente curioso di assaggiare. Ma lui è così, ha sempre proposto diversi sapori da tutto il mondo. Lo conosco. E sai qual è la curiosità? Che non li assaggia mai quando li Ah, propone. sì?
Ma neanche la lingua non hai assaggiato, niente? Beh, No. la lingua è l'intera. È lì intera, ma voglio un'altra, provare, no? Niente? Niente da fare? Comunque mi dicono che la lingua è buonissima, soprattutto Federico dice che è una prelibatezza. Ma ne vado matto io. Ne vai sì, matto? assolutamente, Cioè lingua e sì. brovada Beh, da- a parte che anch'io la utilizzo sempre nel bollito misto, ad esempio qua da noi la versione nel bollito oppure salmistrata solitamente, no? La cosa che a me invece stupisce è che Andrea usa una lingua di vitello che a Trieste raramente è lingua di vitello. Sì, ma bensì di solito lingua è sempre maiale, manzo. Bravo. no? Quindi davvero stai mescolando un sacco di, Facciamo quel di che possiamo, territori, di culture. Devo stupirmi a belle, me, sì, devo ma- stupire voi e dopo devo stupire anche i... E la pearà altrettanto ne vado sì, matto della sì. pearà, perché Sì. è la salsa principe per il bollito Per il che bollito. io non faccio, però a Verona non si può assolutamente non mangiare bollito e pearà. Allora, Quindi vado un'ottima adesso a proposta. stendere la paella Sì? sul pane. Quindi poi tu la brovada la proponi anche fredda? Che la vedo No, qui. là l'ho messa no? perché Ah, avendo perfetto. fermentato volevo dare più originalità all'ingrediente. Ah, ok. Anche perché poi lui impiatterà anche in un modo particolare. Giusto? Ah, è 4 minuti e 11, ci siamo Sì, con le sì. tempistiche? Ecco, lì invece che cosa proponi? Ho messo a parte il chutney così magari se vogliono assaggiarlo Ah, a parte a parte, possono... ottimo. Poi tu metti subito la lingua. Sì. E dopo farai... I panini sono leggermente più piccoli del solito perché la lingua è già abbastanza sostanziosa Sì. e non volevo che sia troppo Infatti, quante incisivo. fettine metti? 3? Ma metto 2 fettine, 2 a seconda, allora A l'ho seconda della tagliata, grandezza. l'ho tagliata abbastanza decorosamente, con tutto che è abbastanza morbida. Diversi qualsiasi cosa. Jenny, dimmi. Trovo molto curiosa questo inserimento del caffè nel brodo. Volevo sapere, Annalisa, anche lei cosa ne pensa. Ho provato, Guarda, qui si vede, no, quanto è triestino invece Andrea. brava, Perché il caffè, sappiamo che a Trieste è di casa, nel senso che a Trieste viene importato buona parte del caffè che poi si utilizza in tutta Italia e lui ce l'ha inserito nel brodo. Io il caffè nel brodo non l'ho mai messo, ma credo che dia un profumo ed un aroma veramente particolare. È originale Questo anche Andrea caffè. nelle questa sue è la scelte, polvere di molto brovada, originale. la farina di brovada che ho usato nel Ricercato. pane. Attenzione che qui c'è anche la polvere di brovada, nel piatto. Quindi Così potete assaggiarla. 2 minuti e 40. Ah, quindi tu proponi anche gli ingredienti da soli? Ma se li vogliono assaggiare singoli così percepiscono magari diversamente il panino. Ok. Perfetto, Visto dai, che ne allora abbiamo- forse ci siamo, 2 minuti e 26, il tortino è nel forno, adesso taglierei a fette anche quello immagino. Già, Cioè io anche se faccio una pasta asciutta, Ok, conoscete degli vediamo come lo ingredienti tagli e che come lo c'è. inserisci nel panino. Guarda. Vieni, ecco un'altra cosa. Vedete quell'aspetto? Bello anche questo piatto, Cioè io lo proporrei come antipastino, solo quello. Fare tutto. La maniera. Hai 1 minuto e 48. Sì, la lasagnetta di brovada. Sì, lui l'ha chiamato tortino. Sì, tortino tortino io di brovada. Tortino di brovada dove c'è la ho usato le patata. patate se no non stava assieme giustamente, beh, no? certo. Infatti ho dovuto avvisare la redazione che avrei usato una patata oltre agli ingredienti che non c'erano. Sì, Aggiungiamo il chutney. sì. Ok, e hai 1 minuto e 16. Perfetto. Andrea, tu utilizzi sempre questo coltello molto particolare, con il Shibazzi. quale fai la più parte delle tue preparazioni. Sì. Cosa... È un coltello che uso ormai da anni. Hai un legame che hai? Ma con- sì, oltre al legame e la comodità, mi sono abituato a usarlo, lo uso come paletta, come tagliere e anche perché taglio a tronco e non taglio all'italiana, come si dice, alla francese. Sì. Proprio vado a tronco per quello, proprio un altro... Ah, pensavo ci fosse un ricordo, qualcosa. Anch'io. Andrea, da quanti anni fai questo mestiere? Io faccio una domanda Ho di iniziato a mestiere. fare questo mestiere da quando mia figlia è nata, quindi avevo 27 anni, ne ho 45, sono
Ne ho pochi, dai. E cosa facevi Quasi prima? 20. Facevo il barman prima. Ok, comunque Sì, eri per in questo settore. mondo. Ero nei nel pubblici mondo, sì. esercizi, eccetera, ok. Vedi, tra Inforniamo. 9 secondi. Ce la fai? Dare una Sì. scaldatina veloce? Giusto una caldatina, dai. Chiudilo, chiudiamo o no? No, ma tanto è bollente. A 260 gradi il Sì, forno. sì, dai. Può andare. Guardalo come tranquillo lì. Mancano 5 secondi però, E No, ma ci siamo. Bene, 3 panini li abbiamo visti, i nostri giudici li hanno assaggiati, manca il quarto e andiamo a conoscere allora il concorrente che lo proporrà. Buonasera a tutti, Maurizio dell'Underground Gorizia, semifinale, 4 partecipanti, ingrediente complicato, ma ce la faremo, che vinca il migliore. Vieni Maurizio! Buonasera. Bentornato Maurizio, Grazie. a questo punto dirò buondì. Buondì? Buondì perché Buondì a voi. il tuo panino che si chiama buondì ed è una brioscina È una praticamente. briochina salata, sì, Che buona! con un annesso cappuccino. Ottimo, 10 minuti di tempo, allora partiamo. Via, veloci, Colazione perché la salata, cosa- come va? È una colazione salata Di moda. di moda. In certi posti. Ok. Allora, quindi tu proponi questo pane che è un pan brioche È un pan praticamente. brioche, esattamente. che- Poi cuor di Praga affumicato, creme fresco, brovata, maionese, mostarda, formaggio Frant, valeriana e minestra, fondue di Montasio, giusto? Esattamente. Tutto, abbiamo detto tutto. Abbiamo fatto tutto. Quindi- Adesso scaldiamo un po' tutto quanto ancora. Aspettiamo 2 secondi solamente che si scaldino un attimo gli ingredienti. Quindi che la vanno brovata al come la forno. proponi tu? Prego. La brovata come La la brovata l'ho fatta pastellata. Ma va? Sì, non è una cosa che mi Ma è dov'è? venuta in, è È in questo? forno, Ah, in la sto forno. scaldando. Chiaramente era molto indicato friggerla qua, ma i tempi non ce lo permettono, quindi l'ho fatta chiaramente in laboratorio nostro, adesso la scaldo. Chiaramente non ha quella crostolosità che appena fritta ha, però insomma spero che i giudici ne tengano conto. Beh, è già un'altra proposta, una nuova proposta. Sì, la brovata di- fritta è pastellata con un po' di birra, un po' di acqua frizzante, un rosso d'uovo. Io non l'ho mai mangiata, quindi Neanche assaggiata per no. l'occasione? E io sì, l'ho assaggiata Ah, la mia, ok. sì, ma in giro io non l'ho In mai, giro no. non l'ho mai valutata. Maurizio, dicevi che hai inserito l'uovo nella pastella, vero? Nella pastella hai inserito l'uovo. Hai inserito l'uovo chiede nella Ho un pastella. rosso d'uovo, sì. Ok, prendo nota. È proprio una bella brioscina, Quindi è anche una bella presentazione, diversa. Quindi poi c'è anche un po' di valeriana per dare un po' di freschezza. Esattamente, Però la tazzina la prepari il caffè praticamente. esattamente. Dove dentro c'è? È una minestra fatta con fagioli, patate e sempre la brovada. Scusa, ma nella caramella cosa c'è? Nella caramella c'è La un brovada? lampone ripieno di mostarda alla mela. Ah, beh, carina come proposta. Bella anche da vedere. Bellissima È idea. una sorta di colazione Da I Tiffany. campioni. dei campioni, Dei campioni. dei campioni proprio. È una colazione dei campioni.
dei campioni del mondo. Quindi, Prossimo ma ci anno. fai anche il... Ah, fai Lo proprio... macchia, no? Fai il macchiatino? Il macchiatone, il macchiatone. Scusate. Ma perché questo l'hai spostato? È per me questo? Sì, io. dopo. Questa è Cosa una, hai macchiato? questa è una fondue di Montasio. È una bella idea questa, proprio una bella idea. Hai 6 minuti e 59, poi devi solo assemblare gli ingredienti e il panino è pronto, giusto? Esattamente. Cioè sei più a fare il caffè che il panino. Sì. Ma chi ti ha dato questa idea? L'ho già vista, però è molto particolare e comunque è rivisitata. Ok, quindi sei stato ispirato da... Sono stato ispirato. Va bene, anche cosa c'è? Cos'è il Sono cacao dei, qui? no, sono dei semini di papavero. Sì, sì, quello che dovrebbe fare il Esattamente. cacao nel cappuccino. Semi di papavero. Sì, 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 ma questa cosa è una cosa simile a questa che ha proposto oggi Maurizio, la fanno in un noto ristorante in provincia di Udine, utilizzando proprio una minestra di fagioli e sopra come schiuma fanno una sorta di, appunto, schiuma di purè. Ok. Raccontaci quello che fai, così anche i nostri Scusate, ma qua telespettatori... c'è sempre i soliti problemi con la piastra. Con la piastra. Che non è la tua. Esattamente. Quindi intanto scaldi un po' il pan brioche. Scaldiamo ancora un attimo il pan brioche. Mentre il cuor di Praga lo volevi far saltare lì? Esattamente. Adesso vediamo cosa succede. Maurizio, quanti panini hai in lista in questo momento? Allora, in questo momento, considerando il carnico, siamo arrivati a 47. Però. 47 panini, sì. Diciamo che mi potrei fermare, Questo sarà il 48esimo. ma la realizzazione sinceramente è un po' troppo... È lunga. Considerando che si cucina Ma solo per un breve io. periodo, eventualmente, da Sì, considerare. una limited edition. Una limited temporary edition, sandwich, sì. diciamo. Si potrebbe sicuramente realizzare, sì. A seconda di come va qui con i giudici anche, no? Perché potrebbe essere già un primo test per capire se è un panino sì. che funziona anche. Sicuramente. Cosa ne pensate, Federico? La brovada proposta così, tu che sei un amante della brovada, pastellata? Mi intriga qualunque cosa che sia andare fuori Di dall'ordinario. diverso. Perché la tradizione l'esprime già da sola e il nostro compito da cuochi o comunque da professionisti è quello di cercare di dargli valore in più, cercare di fargli vedere altri orizzonti, secondo me. Quindi mi intriga l'idea, vediamo, sono curioso. Tu non l'avevi mai proposta pastellata così? No, non l'ho mai proposta, ma io l'ho proposta ad esempio su ripieni di tortelli, quindi ho fatto i tortelli ripieni col musetto e brovada all'interno. Sì, sì, Quindi, anch'io mi sono divertito ogni tanto a riproporla, no? Però quando la vai completamente a destrutturare e poi riproporre in un modo diverso è interessante. Andrea, volevi aggiungere? Sì, qualcosa? già l'ingrediente della brovada all'interno di un sandwich, come si diceva prima, è già una cosa un po' fuori dagli schemi, nel senso che non so in quanti locali si possa trovare nel menù, ecco, sostanzialmente. Quindi già questo è un uscire dagli schemi e magari creare un qualcosa di nuovo da proporre, ecco. 3 minuti e 40. Ma mi pare che siamo a buon punto, giusto? Sì, manca pochissimo. Maurizio. Manca veramente un'inerzia. Sì, proprio il tocco finale, forse con il crème. E poi è pronto. Ma hai preparato anche il biscottino per il caffè? Sì, adesso metteremo anche quello. Quello come l'hai preparato? Il biscottino no, è un semplice parmigiano. Ah, il parmigiano quello, che Sì. bello. Tagliato a Perché me ne fettine. manca una. Me ne manca una, ok. Allora, intanto iniziamo a impiattare. Ok, magari quello lì, ecco, dallo ai giudici, non quello... Bravo, intendevo quello. Così rimane quello senza il segno per te, per la foto intendo. Esattamente.
Ok, quindi 2 minuti e 30, manca uno giustamente e poi manca il caffè. Il caffè lo porti a parte, giusto? No, lo mettiamo sempre nel piatto. Ah, ci sta qui? Sì, Sopra... ma mi sono dimenticato due robe, adesso devo finire. Purtroppo. Beh, ci siamo, 2 minuti e ancora un panino, quindi... Ma i giudici dovranno mangiare il panino e poi bere il caffè? Come fanno? Ma anche tocciare dentro. Tocciare, dovete tocciare, eh? Sì, io volevo sapere cosa ne pensa Jenny di questa ricettina. Allora Annalisa, guarda, ti dico, lo trovo assolutamente molto invitante, anche perché utilizza ingredienti che io amo particolarmente, sono diciamo quelli che apprezzo molto in un sandwich, quindi parto già... A parte la brovada pastellata. La brovata pastellata bisogna provarla, Sì, perché assolutamente. di solito pastellato diventa sfizioso. Voglio vederla all'interno di questo panino, che emozione mi genera, se mi stimola le papille gustative. Assolutamente. Comunque il caffè non si beve dopo, ma si toccia, la brioche. Il zuppiamo. Come giusto, Come insomma, giusto. il cappuccino, no? Adesso tu che cosa stai spalmando lì? La maionese con la mostarda. Maionese con la mostarda e siamo a 57 secondi e poi è pronto. Pronto. Giusto? Sì. Prontissimo. Poi per me la Ok. brescia Se non salata ribalto niente. è Infatti sta sfiziosa, attento. sempre. È vero. Perciò è difficile da... viene uno alla volta. E la caramellina invece quando la devono mangiare? Insieme. Tensione qua, Se sono io ho già buttato tutto per terra. Dici? Sì. Ma no. 21 secondi, ma è pronto. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine della semifinale. Loro 4 sono i 4 concorrenti che ora sono in tensione perché vogliono sapere chi andrà in finale dei 4. Tutti bravi per Annalisa, dobbiamo dirlo. Guarda, io quando abbiamo scelto gli ingredienti, in effetti l'abbiamo lasciato per la semifinale. Abbiamo scelto per la semifinale la brovada, consapevoli che era un ingrediente tostissimo, perché un panino con la brovada credo che non ci sia mai sentito. E in effetti sapevamo che chi arrivava qui era sicuramente una persona che aveva una certa dimestichezza con gli ingredienti in genere. Devo dire che ci hanno stupiti, perché non è affatto facile. Prima di dire chi sono i 2 finalisti di questa edizione, andiamo a commentare i 4 panini. Partirei dal panino di Matteo Bianchin ed è Jenny che commenta come giudice il tuo panino, Matteo. Col microfono. Ecco Matteo, l'inverno è alle porte, ti dico, mi ha piacevolmente colpita, nel senso che quando ho letto la ricetta, l'ingrediente dell'anguilla mi aveva lasciata un po' perplessa, proprio perché non me l'aspettavo in abbinata alla brovada. Ecco, in questo caso colpo di scena in questa puntata, perché devo dire mi sono ricreduta sull'anguilla, perché mangiata proprio in questo sandwich mi ha dato veramente un'emozione particolare e ho notato proprio un equilibrio delizioso, quindi grazie per avermi fatto assaggiare questa proposta innovativa, diversa, grazie.
Il panino di Rudy Tramontin verrà commentato da Annalisa. Allora, Rudy sa che io ho un debole per lui, lo dico davanti a Anna perché per i suoi panini, ecco. Questo panino, che aveva molta storia e molta emozione dentro di sé, doveva avere un pizzico, secondo me, di spinta in più. Forse Rudy magari un po' di crema in più o comunque qualche cosa che gli desse una maggior grinta, perché in sé risultava un pochino piatto. Ottimo panino però, e soprattutto un panino del cuore. Il panino di Andrea Natali verrà commentato da Federico. Andrea, tu sei fatto per stupire. Quindi, a me è piaciuto molto il modo con cui hai valorizzato la brovada in questo frangente, perché l'hai completamente ristrutturata per riproporcela senza mai dimenticarci quello che è il gusto originale della brovada. Quindi dal profumo nel pane, piuttosto che quella disidratata che hai inserito e che ci hai messo nel piatto, la quale la prima cosa che ho fatto, mi sono leccato il dito e l'ho assaggiata, mi sono ritrovato esattamente la brovada cotta da una polvere. Quindi mi è piaciuto il modo, con tutte le tue tecniche e la tua fantasia, con cui hai valorizzato in questo frangente la brovada e far vedere che è una brovada che la brovada ha grandissime potenzialità. Secondo me sei riuscito davvero a centrare l'obiettivo di far capire le potenzialità di un ingrediente del genere. Grazie. Il panino di Maurizio Pegorer verrà commentato da Andrea. Cosa dire? Buondì intanto, che è il nome del panino. Diciamo, definita la colazione dei campioni, ha una bellissima presentazione. Un peccato che non sei riuscito a terminare la lavorazione che avevi messo in ricetta col Frante, quindi diciamo sicuramente manca un pezzettino a quello che a cui avevi pensato. E diciamo, la vedo un po' dura, come dicevi te, inserirlo in un menù continuativo, però diciamo è una bella idea, e anche il fatto di averla pensata con la pastella, diciamo, è quel quid in più su una lavorazione di un prodotto tradizionale, insomma, del territorio. In questa busta ci sono i 2 nomi dei finalisti che quindi arriveranno alla prossima puntata e si giocheranno il tutto per vincere questa edizione. Sì. Qualche anticipazione Sì, sulla finale. Qualche piccola anticipazione. E invece è arrivato il momento di conoscere i vincitori di questa puntata. I 2 panini vincitori sono L'inverno alle porte di Matteo Bianchin e Lingua sbrovada di Andrea Natali. Sono loro i 2 finalisti. La tensione si sentiva la competizione, e quindi bello, competitivo, bellissimi panini, mi sono divertito a guardare la composizione anche dei miei colleghi, contentissimo di essere riuscito a passare, complimenti a tutti, complimenti a tutti. Rudy, a me dispiace per te. Cosa devo dire? Per me non è stata una settimana semplice, insomma. L'importante è essersi riusciti a fare qualcosa di buono, e sono contento di aver, diciamo, rappresentato, diciamo, il cibo della mia famiglia. Bravo, Rudy! Che dire, grazie, sono contento di dare filo da torcere la prossima volta a lui. Cercherò di stringervi ancora un po' sulle mie idee pazzerelle e ci vediamo a breve. Ci vediamo a breve. Maurizio, complimenti anche a te. Grazie, complimenti a tutti, ai vincitori, e a me, Rudy. Ci vediamo il prossimo anno, Rudy. Bravo, quindi ritornerete il prossimo anno. Io ringrazio la giuria, Annalisa ci rivediamo, Federico non poteva mancare oggi con la brovada, ringrazio Gianni D'Andrea per essere stata in nostra compagnia, grazie mille, grazie anche ad Andrea Buzzai, ma con Annalisa andiamo a dire qualcosina sulla finale, siamo pronti? La finale sarà uno scontro a 2, quindi una sfida all'Ok Corral, dovranno portarci un panino che parla di loro e poi ci sarà una sorpresa, quindi un panino che ripercorre la loro storia, un panino creativo, un panino che ci dia indicazioni di chi è questo personaggio, e poi chi seguirà vedrà.
Quindi puntata da non perdere, la finale The Best Sandwich, ci vediamo il prossimo venerdì, non mancate, ciao a tutti! Ciao.